Parliamo di questo effetto Sinner sul tennis italiano, ma in questo caso con il tennis trevigiano. Sicuramente si è fatto sentire, abbiamo avuto molti ragazzi che si sono iscritti sull'onda appunto di questo effetto Sinner, ma noi sono anni che andiamo avanti per la nostra strada, nel senso che venendo da un'attività agonistica abbiamo sempre cercato di ampliare e di dettare le leggi per poter riuscire a svolgere attività sia a livello agonistico sia a livello amatoriale. E le ragazze e i ragazzi, perché si parla anche di effetto Sinner ma anche di effetto delle ragazze della Billie Jean King, hanno sicuramente dato un'impronta maggiore a quello che è l'attività del tennis, ma io direi anche molto di più quello che sono i corsi adulti e gli adulti stessi che si sono entusiasmati ancora di più sull'onda di Sinner e di tutti i giocatori italiani. Una volta c'era più discorso tecnico, si curava più la tecnica e si curava meno il gesto del fisico, mentre adesso è cambiato un po' tutto il discorso. Il ragazzo deve essere molto più forte a livello fisico, mentale e diciamo il discorso tecnico è un po' relativo. Cambiando tutto è perché è cambiato un po' anche la natura dei ragazzi, che devono essere molto alti, circa i maschi devono essere alti 1,90 mentre le ragazze 1,75, 1,80, e quindi cambia diciamo il modo di giocare a tennis, è molto più, diventa anche un gioco abbastanza aggressivo, diventa della battuta che va molto più veloce, passando che ormai si arriva quasi a 240-260, e quindi c'è anche un discorso di discesa a rete che affrontano anche un po' di più la rete in questo momento qua, anche se diciamo che la base sono molto più solidi tutti a fondo campo perché sbagliano meno, danno molta più rotazione alla palla e cercano sempre di aspettare un po' l'errore dell'avversario. È entrato quest'anno anche un po', in qualche anno è tornato il discorso del back di rovescio, che era una volta negli anni 70 era un colpo che si effettuava molto avendo la racchetta in legno e quindi la racchetta era più piccola, poi si era un po' perso e da qualche anno sta tornando anche il back perché aiutano un po' a cambiare il tipo di gioco.